Eccoci qua, non partiva la musica perché non mi prende la finestra. Ok, finalmente è uscito. Finalmente è uscito. Da quando ho provato la demo non vedevo l'ora di giocarci, lo confesso. Allora, l'ho soltanto aperto e impostato un attimino su OBS. Allora, vediamo un po'. Non penso che mi trovi i dati della demo, ma va bene. Allora, vediamo un po'. Opzioni. Ho aggiunto qualche lingua? No. Va bene. Modalità in finestra, sì. Sì, sì, sì. Ok, almeno così. Anche perché voi, giustamente, non si sta aggiornando. Karate Survival. E che mi fai? Ecco qua. Adesso sì. Ecco. Adesso sì. Allora, aspettate che lo rimetto. Ok, adesso sì. Allora, gioca. Allora, come nella demo c'era soltanto, giustamente all'inizio, il primo stage, il supermercato. No, non voglio fare il tutorial. Vai direttamente al sodo. Anche perché nel tutorial, arrivando a 15 minuti, appariva il boss e finiva la demo. Quindi non ho mai potuto sconfiggerlo. Allora. Ora sono un paio di giorni che non ci gioco. Ma mi ricordo che esplorare è importante. Allora, non abbiamo le abilità che avevo sbloccato nella demo, quindi attenzione. Aspettate che non ho messo la chat a schermo. Ok. Allora, fatemi aggiornare qua. Ok. Allora, andiamo con un altro attacco frontale. Così. Ah, qui possiamo prendere un bonus. Ok. Vai, accumulati. Ottimo. Allora. Incrementa l'attacco. Ok, su punti, su bonus, su soldi. Questi non lo posso fare. Ok, abbiamo sbloccato un'altra abilità. Allora, sì, velocità di movimento. Possiamo neanche lanciare. Ah no, gli oggetti già li lanciamo. Ok, 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 ok. Iniziamo a farmare un pochino qua. Questo non lo posso rompere ancora. Ok. Giustamente colpisce tutto. Ma lui non ancora perché è un oggetto e mi serve la possibilità di usare l'ambiente. Allora, calcione davanti per iniziare. Che alla fine ho soltanto fatto il giro, va bene. Allora, lui, se mi droppa la valigetta, mi fa un grandissimo favore. Ok, ne sono uscite tre. Versatilità.
po' di recupero dell'energia e range con cui afferriamo i soldi. Ok, buono. Oh, attenzione. Ok, ne dobbiamo trovare altri 3. Ottimo. Allora, un po' di recupero. Maglia. Cazzo. Ottimo. Ecco l'ultimo vinile. Prendilo, prendilo. No, ce ne manca ancora un altro. Ok. Mettiamo i danni. Come inizierà un bel po' ad affollarsi qua. Dai, ci manca solo un vinile, dai. Eccolo là, eccolo là, eccolo là, eccolo là. Ok, sgancia. Ok. Vediamo se riusciamo ad esplorare un po'. Passati appena 3 minuti. Penso che ce la faremo già al primo tentativo, eh. C'è un attimino da potenziarsi. Allora. Mettiamo questo qui subito dopo. Maglia. C'è un cazzo di... non so manco cos'è. Giusto davanti agli occhi si sta venendo a mettere. Ok, c'è quello che lancia le cose. Allora, ok, iniziamo a prendere più esperienza. Allora, un po' di doggio. Ok, non capisco che cazzo lo devo premere. No. Ah, ok, verso l'alto, ok. Ok. Ottimo, ottimo. Ok, così più o meno sta andando un attimino bene. Velocità. Ok, allora. Calcettino basso alla fine. E abbiamo tutta la sequenza. Ok. Mo dobbiamo soltanto potenziarci. Allora, più esperienza. Oh, nessuno che sta lasciando dei noodles, eh?
attenzione. Ok, sono abbastanza forte comunque per la fascia di nemici qua. Ok, anche dei noodles, ottimo. Attacco critico più 5. Ho sentito una voce. C'ho Discord aperto? No, ho sentito chiaramente una voce sotto. Ok, va bene, facciamo finta di niente e andiamo avanti. Allora, ancora più danno. Danni ambientali possono iniziare a servire. Oh, adesso ok. Oh, finalmente un po' di fortuna. Ok. Ma stai fermo, cretino. Allora, raccolta più 25%. Calcino basso. Ok. Ok. Velocità di movimento. Dai, velocizzami gli attacchi, dai. Dai, che ci divertiamo. Ok. Oh, niente, non esce. Non esce proprio. Si è rotta la baghetta. Allora, il fenicottero è buono. Devo migliorare un po' la durabilità degli oggetti comunque.
riuscendo a resistere. Super abilità e esperienza. Un po' sprecata, però va bene. Oh, pistola, ottimo. Ottimo. Aspettate che ci sono un po' di soldini. Ok, fortuna 4. A me basta che ci danno un po' di noodles. No, lasciatemi stare. Oi, Setto, buonasera. Stavo aspettando un attimo Gianmarco che arrivava. Tutto bene? Tanto sto menando un po' di cazzotti. Anche se mi hanno chiuso un attimino in una brutta posizione. Allora, stasera facciamo un po' di Outlast Trials. Anche perché è uscito il nuovo aggiornamento con il nuovo evento. Visto che è un po' che non lo prendevamo, ho detto mi sa che stasera dobbiamo rimetterci un pochino le mani sopra. Vediamo un po' che si dice, cosa è cambiato, se hanno aggiunto qualche terapia nuova. E poi abbiamo proprio un attimo, io e Gianmarco dobbiamo vedere un attimo di metterci e capire effettivamente cosa portare. Tutti i titoli che stavamo portando ultimamente li abbiamo finiti, quindi dobbiamo un attimo capire come poterci organizzare al meglio. Anche perché sono stato occupato con alcune cose in questi giorni, quindi non ho neanche visto effettivamente il calendario delle uscite. Tu invece? Tutto a posto? Aglia. Vedi come la fortuna cambia? Vedi, lo vedi, lo vedi. Non è che ci riesco al primo tentativo, forse, dai. Aiuto. Ah, a Pokémon quale? Perché ne sono usciti tanti. Pokémon così non mi ricordo qual è. Cioè, Pokémon così e Pokémon colì. Vai, mena tutti. Oh, niente, un cooldown manco a pagarlo è uscito. Vai. Ah, ecco, ok. Io stavo dando un'occhiata più che altro l'altro giorno a Pokémon Compass. Sembra un attimino abbastanza interessante. Aglia. No. Questi sono più duri. Ecco, comunque abbiamo dei noodle qui vicino. Ah! Sì, perché forse si dimenticano che esistono dei giocatori a cui piacciono i giochi difficili e su cui ti devi un attimino impegnare. E stranamente, se tu prendi Pokémon e all'inizio del gioco aggiungessi che difficoltà vuoi giocare? Normale o difficile? Semplicemente andando a cambiare i valori per far girare tutto un pochino anche
in maniera più impegnativa. Non è che ci vuole tantissimo, no. E va bene. E noi ci rivolgiamo ad altro. Dai, dai, datemi soldi. Datemi. Almeno comunque riesco a prendere. No, non mi chiudete, non fate gli stronzi. Io continuo a far finta che non esiste. Come puoi aver fatto Pokémon bianco, Pokémon nero? Bianco 2, nero 2. E poi tutto ad un tratto, boom. No. Vabbè. Noi vogliamo sempre bene a mamma Nintendo e mamma Game Freak, però un attimo, caga tu cazzo pure. Ok. No, no. No. Ottimo. Ragazzi, qualcuno che c'ha qualcosa da mangiare? Perché se no c'è un problema. Aglia, aglia. Toh, vi meno col pesce. Per quello che hanno venduto sotto molto le aspettative per quelle... Allora, ci sarebbero tante parolacce da dire in questo momento. Ma non è questo né il luogo né la sede regale. Chi è? Ah, ecco, lui è il direttore che finalmente vedo e affronto per la prima volta. Dai, dai, fammi compiere una piccola impresa con me stesso, dai. Ci ho giocato così tanto alla demo. Vai. Zucca. No, 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 no. Dai, dai, fatti battere al primo tentativo, dai. Dai, dai. Solo qui... vabbè, ma sono poche. Sono poche. Quelle le vendi le domenica mattina, poco prima del pranzo in Giappone. No. Aglia, 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 aglia. Ok, se riesco a potenziare anche il personaggio nel frattempo. Che piano piano l'energia a lui sta scendendo. Dai, un altro po'. Non ti avvicinare. Cazzo. Ok, allora. Facciamo che facciamo più male. Dobbiamo liberarci il passaggio qua. No. Brutto. Brutto. Infatti io dopo bianco e nero. Aglia. Diciamo ci ho provato. Ho fatto molti tentativi, ma niente, 7. Ok. Dai, dai, al primo tentativo, dai. Dai, dai, facciamo vedere che siamo bravi a fare qualcosa, dai. Cazzo, subito si è rotto. Allora, tu te ne devi andare un attimo a fare in culo. Ma proprio subito. Attenzione. Attenzione. No, non lo fare. Io purtroppo sono un pecorone di Game Freak. No, allora, tu sei un bel pecorone di base, senti. Poi
Perché scegli di esserlo, queste sono tue scelte di vita e noi ti vogliamo bene così come sei. Cosa intendi tu adesso per pecorone? Nel senso che ti metti a 90 per loro, cioè come intendi tu il pecorame nelle loro possibilità, ecco. Dai, 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 vai giù, dai, dai, dai. Dai. Sì, signor direttore, vada giù, sì. Allora, dovresti andare giù con sta seconda. Oh, sì. Al primo tentativo, installato il gioco, avviato, morto il direttore. Dopo 2 settimane mi sembrava pure il minimo. Io ho giocato tutti i giochi di 3D e diciamo anche che io sono cresciuto con X e Y e sono tanto affezionato. Sì, purtroppo qualcosa mi danno. Allora, io X e Y sono stati gli unici che effettivamente poi io abbia giocato. Sai, era quello dopo. C'era ancora un certo tipo di atmosfera, ti dovevi alquanto impegnare in un certo modo. Va benissimo. Va benissimo. Però poi della serie principale. L'unico che mi ha alquanto divertito, sarò sincero, Pokémon Leggende. Pokémon Leggende mi ha divertito. Oh, guarda, normale giornata in un bar in America contro una Karen Simulator. Sì, che sono tutte Karen che si incazzano, Gabri. Buonasera, Gabri. Ma mi so proprio divertito a giocare quello, guarda. Avrà pure i muri che sono una singola texture e in alcuni punti la grafica non... Lasciamo perdere. Però che bello. Cioè era rilassante. Pure la cosa riprendine tanti per completare e fare le missioni. Sì, va bene. Difatti il Leggende Za è quello che un attimino... Voglio prima vedere qualcosa. Voglio vedere qualcosa, voglio vedere che si dice, voglio vedere soprattutto se Nintendo annuncia una Switch 2 oppure no. E poi si deciderà se lo bombi o lo passi. Allora, diamo un po' di speed per muoverci meglio. Un po' di fortuna. 50, brutalità. Sì, incrementa il numero di denti che prendi. Allora, adesso si può sbloccare tutto. Sì. Allora, soltanto che noi adesso uccidi 50 nemici con un'arma da lancio. E con gli oggetti posso fare un altro danno. L'ho saputo, Setti. Ho visto anche il video di Saidonia al riguardo, uno dei video, perché poi comunque è stata liccata tanta di quella roba, madonna mia. Madonnina mia, che cosa non hanno liccato. Ok. Bag of Teeth. Ci sono pure quest'altre da sbloccare. Ah. Ma allora sei più cicciotto di quanto non credessi. Sì, sì, va bene, va bene. Allora, finalmente un nuovo livello. Il livello del bar. Ho sbloccato la sequenza. Allora. A questo punto. Quindi se metti gli attacchi in ordine, fanno più male. Ecco qua. Vabbè, grazie mille.
Allora, oh, attenzione. Cavolo, se inizia a far male poi. A posto. Arrivederci, signori manichini. E poi il modo come sono stati hackerati i server è quella la cosa che a me mi ha fatto morire dal ridere. Aglia. Facciamo uno e facciamo due. Allora, aspetta, qua voglio esplorare un po' però. Ok, io penso faccio l'ultima. Inizio a staccare così ci troviamo già pronti per quando viene Gianmarco. La cosa bella è che ora sappiamo che la prossima sì! Diciamo che se è davvero un giro delle isole 2.0 però più esplorativo. Però oramai con Pokémon vige la solita regola. Se non vedo gameplay, non credo, Setti. Come il bimbo che va a scuola è intelligente ma non si applica. Le premesse ci sono tutte. Però Setti. Io l'avevo iniziato poco prima dell'estate. Difatti devo ricominciarlo perché l'ho detto, wow, lo devo portare in live. Gioca Cassette Beast. Fatti una bella partita a Cassette Beast. Ti faccio vedere come ti diverti. Tu prendi Cassette Beast, ti metti a giocare un po' e dici, mamma, dove sei uscito tu? Ma chi sei? Ma dove eri nascosto tu, fanciullo? Infatti ogni volta che mo entro in camera di mio fratello e ci sta giocando faccio retrofront e me ne vado indietro che non... No. Ed è anche abbastanza avanti, se ho capito bene. Ok. Io non faccio salire le combo da 3. Anzi, oh, c'è l'anziano in mutande, fermati. Facciamo anche una sequenza blu. Allora aspetta, anziano, aspetta che tu c'hai punti esperienza, fermati. Fermati. Oh, a posto. Dammi un 4. No. Non me lo dà, non me lo dà. E non me lo dà. O niente, un 4 proprio. Non se ne parla proprio. Aglia. Vai così. Qua è 17 minuti. Minchia. No, qua ci vogliono prima una buona dose di potenziamenti. Allora, a questo punto ci continuiamo la combo qua. Vai così. Vai così. Guarda come perde. Ma che perdi, France? Ho fatto il primo stage, l'ho completato al primo tentativo. Non perché nella demo l'ho fatto solo 250.000 volte. Suca, 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 suca. No, mi avete chiuso nell'angolo e non posso ancora doggiare, fermi.
Fermi, fermi tutti. Aglia, aglia, aglia. Ok. Allora, qua si può vedere un attimo di fare qualcosa, eh. Dammi un 4. Sì, mi ha dato il 17. Ma allora, facciamo così. Almeno lanciamo un paio di sti cosi eppure facciamo male. No, ma hanno chiuso. No, ragazzi. Ragazzi, fate buono. Signorina. Signorina è qui. È pericoloso per lei, eh. Attenzione. Oh, oh, oh. Ci sono i noodle. Ci sono i noodle. Ci sono due noodles. A posto, siamo tornati. Siamo tornati, tutto a posto. To. To. Alla facciaccia tua, Franci. To. To, sono vivo ancora. Non morirò. Non oggi, tra qualche minuto sicuramente, però. No, il secondo già è molto più impegnativo e non c'ho potenziamenti né niente, quindi non penso ce la posso fare al primo tentativo pure qua. Aglia. Aglia. Suca. Suca. Ancora per poco. Grazie mille sempre per l'affetto che ci dimostri, Francesco. Grazie mille per l'aiuto e il conforto che ci dai mentre ci impegniamo nel sopravvivere. Grazie mille. Sempre molto squisito. No. Ok, vediamo qua. Loro un po' vanno giù, dai. Dai. Ecco qua, così. Oh no, ci sono anche i Francesco con le valigette. No. No. Cioè, ti assomigliano un po' quelli con le valigette, eh. Io sto capendo come cazzo funzionano le rapine di Payday 3. Ma perché sono difficili e non sai giocare? O perché sono fatti alla cazzo, Francesco? Chiedo per capire. Cioè, io ho rapinato con te, quindi so delle tue bravure da ladro. Aglia. Ok, vai così. Poi se non sai giocare e ti serve un aiuto, vediamo qualche guida, cerchiamo un attimo di capire, non c'è problema. Per un amico come te questo ed altro. E a me la voce se ne sta letteralmente andando. No, brutto, brutto. Brutto. No, ragazzi, non mi chiudete qua dentro. Ok, c'è un altro CD almeno. Aglia, aglia, aglia. Oh, pesciate in faccia. Niente, manco il fucile. Ah no, il fucile giustamente lo devo prima sbloccare. Mettiamo un pochino in range. Aglia, aglia, aglia. Aglia, aglia, aglia. Oh, c'è una valigetta. C'è una valigetta. E ci sono tanti soldini. Ok, allora. Cazzo, solo uno. Io vince, vado che devo fare un po' di cose, se riesco dopo ripasso. Se tu quando vuoi c'è sempre il benvenuto. Io penso finisco quest'acqua e poi mi inizio ad attivare per Outlast. Quindi se vuoi dopo ci siamo con un pochino di... Si spera non troppa paura e preoccupazione. Ok, quindi... niente. Dai, fatemi uscire. 4, 5, 6, dai. Dai, dai. Merda, merda. Cacca, cacca, cacca. Ok, abbiamo sbloccato una nuova abilità. Fermi voi.
Fermi voi. Identici a Francesco, qua. Ok, così. Oh. Danno critico. Aglia. E a sto punto aumento qua. Allora, fatemi vedere solo se è Gianmarco. Ok, ok, lui adesso sta partendo. Noodles, ottimo. Almeno ci abbiamo queste. Dai, dammi la valigetta. Che è successo? No, no, no. Cazzo se fate male, oh. Oh, 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 oh. Pistola, 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 pistola. Ok, vabbè, siamo morti, però ce ne andiamo con dignità e orgoglio. E invece no. Ah, guarda la signorina. Ok, ottimo. Vai, vai così, vai così. Oh no, quanti Franceschi. Vai così. Almeno pulisci tutto un pochino tu da solo. Ottimo. Almeno prendo qualcosa da quelli che ho fatto fuori durante il viaggio. Ottimo. No, per forza questo qua. Ottimo. Comunque un livello ogni volta, eh. Oh, noodles, 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 noodles. Ok, vai così. No, piano ragazzi, piano. Te devi così. Aglia, aglia, aglia. Ottimo. Si erano direttamente a domicilio. Eh no, già sono più forzuti qua.
quanti denti ho raccolto? Oh. Pensavo me lo dicesse qui. Ah no, 1294. Ok, in alto a sinistra. Aglia. No, aglia. Fortuna non ti stai attivando però, io te lo dico. Allora, avete rotto i coglioni. Oh, vieni qua tu. A parte che rompi i coglioni che lanci gli oggetti a distanza. Punto primo. Ma poi c'hai una cassa. Se non esce qualcosina da mangiare, la run finisce qui. L'ultimo attacco disperato. Dai, voglio crederci fino alla fine. Dai. Dai. Oh, i Cree. Buonasera. C'è un po' di gente addosso. Eh no, mi hanno chiuso. M'hanno chiuso. No, ci credo. Fino alla fine. Dai che il primo l'ho vinto al primo tentativo, dai. Dai. Cazzo, non posso tornare indietro di là. Dai, fate cadere i noodle, dai, dai. 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 Ok, sì, così, fermi. Fermi, là stavate benissimo. I noodle. Madò, no, li ho presi ma me li ha contati dopo che ero morto, no. Porcaccia la miseria. Dottor Cree, tutto bene? Stavo provando questo giochino che avevo addocchiato durante le ultime demo uscite su Steam qualche settimana fa. È Vampire Survivor, però qua invece meni, e meni anche tanto a dire il vero. Ho sbloccato delle abilità, quindi dovremmo farcela un pochino meglio. Anche perché nel secondo stage per arrivare a 17 minuti, e beh, con le bandiere possiamo entrare nelle stanze segrete e il roll per passare oltre gli oggetti. Te invece che si dice? Sei arrivato giusto in tempo prima dello stacco. Che Gianmarco mi ha scritto e stava per arrivare. Allora. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Questi ancora li devo sbloccare. Danno degli oggetti lanciati. Che giochino stai facendo? Dopo facciamo un po' di Outlast Trials perché è un po' che non ci mettevo le mani sopra ed è uscito un nuovo aggiornamento.
Quindi ho detto quale migliore occasione per provarla. Anche perché abbiamo finito tutti i titoli story driven grossi che volevamo portare ultimamente. Quindi mo adesso ci siamo trovati all'improvviso a di che cazzarò dobbiamo fare? Ma lo sa che lei se viene per Outlast Trials a noi ci fa piacere? Così, interessi che coincidono. Io poi t'ho pure scritto, non sono manco andato a vedere se mi avevi risposto. Sì, più danno con le armi. Posso fare questo? No, preferisco fare questo a questo punto. Allora, qui invece... mm, ce ne vorrà di tempo per sbloccare questi. Ecco, questo devo vedere di sbloccarlo. Il magnete così mi raccatta tutto. Raccogli 20 noodle. Abbiamo preso 11 volte. A posto. 3 boss e ottieni il wall jump. Ok. Vabbè, questi vediamo poi come potenziarli. Ah, che tu c'hai Outlast. Ma sai che non me la ricordavo sta cosa? Ah, lo se c'hai Outlast, organizzati un attimo. Cuffiettati, preparati, sistemati. Mettiti un po' di gel, non lo so, quello che vuoi indossare, scegli tu. Allora, io mo adesso inizio a staccare, inizio già a preparare i titoli. Così nel frattempo arriva Gianmarco, bevo un attimo qualcosa e torniamo subito. Io penso al massimo un quarto d'ora. Comunque ti mando un messaggio prima che inizio. Ok, allora vado subito a prepararmi, così ottimizziamo i tempi. Ti scrivo poco prima che sto per iniziare allora.